Siamo solo noi! Allora, siamo solo noi, nel senso che il parcheggio è... siamo solo noi. Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora nel lago Rai e siamo in località Tedon. Tedon 1350. E prendiamo il sentiero SAT 332 verso Rifugio Caldenave. Ciaspole e ramponcini dietro e si parte. Buona visione. Allora, piccola parentesi, ramponcini. Qui la strada è completamente ghiacciata, proprio l'asta di ghiaccio. Guardate già come va via bene. Ecco, questa è una strada tipica per ramponcini. Allora arriviamo qui in questo tornante e vediamo il cartello lì. Vediamo già che affonda. Sì. Ma come vedete abbiamo anche le ciaspole se succede il brutto. Allora adesso abbiamo visto che c'è un po' di neve, si può fare tranquillamente anche con lo scarpone, ma ci mettiamo le ciaspole perché è meglio averle ai piedi che nella coppa. Visto che c'è un po' di esperienza, vero? Mi sembra giusto. Sembra giusta. Dai, è giusto. Qua ciaspole montate, le nostre TSL, nostre del Cairo Vigo, presa a noleggio, super ciaspole, link in descrizione. Vai già. Dimmi. Il sentiero è costeggiato da questo stupendo Torrente. torrente. Guardate quanto è wild. Non semplice. Nel senso che bisogna anche trovare dov'è la strada giusta. Di qua sicuramente no. Sì, sì. Ah, ma è segnata bene. Troviamo spesso i segneti bianchi e rossi. Noi stiamo aprendo la strada come ormai ci succede molto spesso. Piccola nota meteo, c'era 1 grado quando siamo scesi dall'auto e pioveva, cioè spiovigina ancora adesso. Però siamo talmente accaldati che evaporiamo. Vero Gè? È una sorta di foschia più che altro. È una nebbia piovosa, sembra di essere in pianura padana. Beh. Chi schifo, com'è che è? Chi è schifo? Andiamo avanti. Allora arriviamo qua, arriviamo da lì giù e ci ricongiungiamo alla forestale, che però è uguale al sentiero. Abbiamo appena fatto una piccola scorciatoia. Allora siamo appena venuti su lì dalla variantina e adesso forestale. Qui non essendoci gli alberi ce n'è un po' di più, siamo sui 40 cm e adesso fa strada un po' già, prima l'ho fatta io, ci diamo un po' il cambio. Comunque qua nessun segno per terra, siamo i primi, bellissimo. Sì, comunque con neve e ciaspole i tempi si raddoppiano rispetto a quelli dei cartelli. Arriviamo qui a un incrocio, vedete qua siamo a Ponte Campivelo a 1500, piana Caldenave a destra. Posto? Rifugio Caldenave. Piana Caldenave, sì vabbè, ok. Anche il rifugio c'è il cartello sotto. 3, 3, 2. Go!
Allora qua è un po' che giriamo un po' a caso, pende tantissimo in questo punto e non trovavamo più segni fino a che, eccolo, quindi è più o meno giusta. Andiamo? Andiamo. Segnetto e si va su di là. Allora qua dopo 1 ora e 46 abbiamo fatto 2,5 km, siamo quasi a 1.700 e 255 di dislivello. Tanto facciamo una piccola merenda, barrettina, cioccolata e acqua e poi si prosegue qua a far strada. Vedete qua ho fatto un po' di campo base per fermarmi un attimo, sono messo bene una scarpa che era slegata e ammiriamo la vallata. Wow. Allora qua la nebbia ci ha accolto e il sentiero sembra proseguire di là. Allora i segni non ci sono, ma noi andiamo avanti lo stesso. Tanta neve, tanta. Allora siamo ripartiti dopo la pausa, qua pende sempre tantissimo, ma vediamo un cartello, quindi dovremmo essere un incrocio col ponte che non ricordo il nome. Dietro di noi 8 ciaspolatori che sfruttano la nostra traccia. Dicendocelo proprio. Dicendo da distante, bravi, che avete senso dell'orientamento, ottimo. Avremo 8 morti sulla coscienza. E noi stiamo andando a caso perché i segni non ci sono dappertutto. Sicuramente sono per terra nelle rocce, ma con la neve non si vedono. Andiamo al cartello. Arriviamo qua al cartello. Questi, insomma, leggetevi. Non sto dicendo niente. Sto dicendo niente. Sono distolto. No, siamo arrivati qua. Sembra tanto meglio. Ecco che arriviamo. Lì c'è un altro incrocio. E il rifugio in fondo. Il rifugio. Brava Ge. E piove. 1 hour later. Allora, dopo una faticata immensa ci siamo creati un nuovo sentiero perché l'altro era impraticabile. Siamo quasi arrivati. Fai salutare da dietro. Abbiamo un gruppo qua che ci segue. Vivi. Ciao Fabio, grazie che ci hai aperto la strada. Ecco, Eravamo finiti, se no. siamo quasi arrivati al bivacco. Il gaucho. Forza. Bene. Cioè manca 10 metri e ci vorrà un'altra mezz'ora. No, dai. Io ho messo Andiamo. andiamo. Qua, dopo una fatica immane, anche oggi siamo arrivati alla meta, che non succedeva da un po'. E la porta è immersa. Ma adesso qua i ciaspolatori qua dietro pagano pegno e liberano la porta. Allora, mentre i ragazzi che abbiamo trovato stanno provando a liberare la porta, abbiamo girato intorno invece al rifugio Caldenave e abbiamo trovato questa panca qua coperta che potrebbe essere... Sì. Allora, dicevo che volendo si può mangiare qui e adesso vedo, perché comunque l'orario è 3 ore e mezza ci abbiamo messo dalla partenza. Quest'ultimo pezzo qua, le vallate qui da Gorai sono sempre devastanti perché si fanno dei cumuli spaventosi e questa volta con le ciaspole mi sono fatto strada davanti a tutti perché mi hanno fatto andare avanti. Schiacciavo un passo alla volta finché non sentivo la presa, ma arrivava alla coscia e passato alla volta con molta calma e pazienza siamo arrivati al rifugio. La traccia adesso l'abbiamo fatta anche per tornare indietro, quindi comunque qui una pace. Stupendo questo Lagorai.
Qui abbiamo la porta del bivacco invernale con Fab che in perterrito vuole aprirla. Con praticamente... Ci vorrà delle ore di fatica qua. Allora ho provato a scavare un po', ma sì, si apre volendo. Ma ci vuole troppo tempo, adesso andiamo a farci da mangiare. Qui c'è comunque il bivacco invernale che se uno arriva qua d'inverno non riesce a entrare. Ottimo. Noi siamo il gruppo Il Lupi nella notte. Avete Oh. incontrato il gruppo Il Lupi nella notte. Ottimo. Siamo un gruppo che andiamo a camminare. Questa è la nostra giacca, il nostro... che adesso però è la lupa che ne avete come i piumini. Ok. Noi al posto del lupo abbiamo il gatto. Cioè, vedo che... Ma che foto della montagna il gatto? A passo lento se il vostro... Bellissimo, molto bene. Canale YouTube. Andremo a vederlo. Come si chiama? A passo lento. E facciamo iscrivici ora. Iscrivere. Iscrivere così dei giri che fate. Mettete... Sì, ci sono tutti i giri con le indicazioni, i tempi di percorrenza, le difficoltà. bene, vedi. Ancora difficoltà a livello 10 più. Cosa stai facendo? Asiago e pane di segale. Speciale. E intanto ho messo su un risottino qua. Meglio mettere anche 2 prugnetti. Sì. Allora qua qualche secondo che si apre un po' di vista. Poca. Abbiamo aggiunto anche un po' di frutta secca. Concetto. Tanto che aspettiamo il risetto. Poi ci sono di tè. Facciamo un tè alla menta dopo. Risottino. Tanto qua scarseggia l'aperitivo. Dai, quasi pronto. Ci siamo. Risetto pronto. Qua con questa vista. Buon appetito. Stiamo ancora mangiando, ma intanto avevamo messo su l'acqua per il ginseng di Jay e il caffè già messo su. E qua bisogna guadagnare tempo. Era buono anche se era un risottino Knorr, perché voi non lo sapete, ma questo è il day 2, cioè il secondo giorno che siamo qui e quindi stiamo finendo le provviste di ieri, che ieri sera non è andata proprio bene, nel senso che dovevamo dormire in bivacco, la strada non era più fattibile come oggi, insomma tantissima neve, allora ci siamo fermati a dormire qui all'hotel Sat Lago Rai, fra l'altro consigliatissimo, qui vicino. C'è la nuova gestione e i gestori sono stati gentilissimi, siamo arrivati un pochino tardi ieri sera. Salutiamo anche Mauro e il cane Russell. E veramente, se avete occasione di fermarvi, un'ottima famiglia, veramente vi sentite come a casa, veramente ne avevamo bisogno e stamattina ci siamo svegliati rigenerati. È un ottimo punto di appoggio per le escursioni qui nel Lago Rai e quindi per noi escursionisti è veramente consigliato, minimalista, pulito, confortevole. Caffè. E buon caffè. Anche il pranzo è andato. Adesso puliamo tutto e rimettiamo in ordine come abbiamo trovato, rimettiamo le ciaspole e facciamo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, perché il tempo è brutto e aprire altri sentieri nuovi la vedo difficoltosa. Ho già fatto una fatica barbina arrivare fin qua. Adesso si vede meglio così. Sì. E cominciamo il ritorno. Allora arriviamo lì dal rifugio. Ciao già. E adesso rifacciamo il sentiero che ci siamo improvvisati. Il sentiero originale passa lì sotto l'albero, ma è altissima e ormai abbiamo pestato questo. E rifacciamo questo qui fin laggiù. Qui la traccia che abbiamo fatto qua più in mezzo al bosco, perché era un po' più bassa rispetto a laggiù. Qui si vede il sentiero che ho creato
prima è andata, che non vi ho fatto vedere perché comunque c'era pieno di gente. Mio amore oggi apri pista del gruppo super bravo, super, guardate. Allora siamo scesi, no, dal rifugio e siamo arrivati qua sul ponte, e il ponte è Ponte Caldenave, vedete lì sotto, e ci sarebbe la possibilità, questo cartaglio L37, andare verso il bivacco Nassere, che video che abbiamo fatto tipo un paio di volte fa, trovate il link qui in descrizione, e si potrebbe fare un anello. Infatti l'idea è farci le magliette con "se potrei fare un anello". Quindi cosa facciamo? E c'è scritto bivacco Nassere 030. Se non ci fosse così tanta neve io andrei a Val d'Inferno e ricongiungerei il giro che abbiamo fatto, ma no, no, perché ha rinevicato dall'ultima volta e 2 o 3 settimane fa la neve era qui, quindi adesso sarà qui, quindi no. Però mi stizza quel Nassere. Andare per qua? Bisogna rifarlo il sentiero però. Fai tu? Andiamo? Proviamo. Già là nell'oscurità, adesso arriva. E cioè, finché vediamo i segni siamo sempre contenti. Servono più segnalazioni del CAI. Guardate che roba. Dove siamo già? Siamo nella Valle del Gelato. Sono le tipiche vallate del Lago Rai dove tra un po' di solito si muore. No, perché questi sassoni qua ricoperti di neve fanno un paesaggio assurdo, bellissimo, però anche pericoloso. Metti un piede ed è sparito. Però che bello. Comunque seguiamo la bestiola che segue proprio giusto i segni CAI, quindi intelligente. Una volpe secondo me, è intelligente. Allora, abbiamo appena passato un ponticello, lì ce n'è un altro, Terzo questo. e quello che ci piace è che dopo, spostati, un segno CAI, quando arrivo lì devo già vedere il prossimo e lo vedo in questa maniera, anche se c'è la neve sai dove devi andare e hai più sicurezza. In momenti in cui arriviamo a un segno e non vediamo quello successivo e il paesaggio è tutto identico, il cercare il sentiero porta via umore e tempo E energie. e energie, quindi più segni sugli alberi e meno per terra per i giretti con la neve. Questa variante che stiamo facendo qui di anello per adesso è segnata meravigliosamente. Più nel bosco c'è anche un po' meno neve rispetto alla vallata, vedremo dopo. E anche meno nebbia. Sta meglio qua, meno freddo direi. Sì. Sì, sì. Siamo un po' riparati dal bosco. Molto bene. Andiamo Molto avanti. bene. Andiamo avanti. Oh, salitina. Mi sa che qua siamo sulla forestale, bella, piena. E qui a forestale apre un po' di panorama, vediamo se siamo a Malga. Malga, Nassere. Notare il panorama. Stupendo. Allora siamo arrivati qui all'incrocio per andare su a Malga Nassere.
il nostro un paio di video fa che abbiamo fatto, forse quello scorso, no, 2 video fa, quello della Valle d'Inferno, siamo passati per di qui, ma allora non c'era la neve e da qui vediamo già che non c'è acqua, cioè che la fonte è ghiacciata, immagino. Avevamo bisogno di acqua e non andiamo su a vedere perché vedo già che non c'è acqua, quindi adesso qui abbandoniamo la forestale e prendiamo il sentiero dei nomadi L31 verso il località Carlettini, giù di qua, forse un po' pestato, speriamo. Allora arriviamo a questo incrocio, adesso giriamo verso l'L31 Carlettini, 30 minuti, non andiamo ai Carlettini, dopo faremo una divagazione, comunque andiamo via per di qua. Allora, dopo il bivio che abbiamo preso, il sentiero è completamente assente, basta segni e quindi andiamo giù a caso come abbiamo fatto un po' tutto il giorno e boh, un po' guardo il GPS quando siamo troppo fuori sentiero e andiamo giù, vedi? Giù a caso, via. Allora, andando un po' a caso abbiamo trovato dei segni e quindi il sentiero ritorna, boh, forse è giusto. Scendiamo. Allora, per questo ultimo pezzo di tragitto abbiamo i ramponcini, stanno tirando su di tutto perché il ciaspo è qua, no, insomma, troppo bassa, quindi abbiamo usato tutti i nostri aggeggi. Lì c'è il segnetto Kai e andrà giù di qua. Ciao Gian. E vediamo una costruzione, quindi vuol dire che siamo vicino alla civiltà e un cancellino che dice fine del percorso. Allora, la macchina non è proprio qui vicino, dobbiamo fare adesso un po' di strada, ma pian piano la cerchiamo. Comunque quest'ultimo pezzo qua di percorso veramente scivoloso, scivolosissimo, perché c'è neve bassa bagnata su aghi di pino e combo perfetta. Adesso diamo un'occhiata qua dove andare. Vediamo il cartello. E siamo sbucati qua, Malga Nassere, infatti arriviamo da lì. Ma là continua nel bosco, per Sì, dire? sì. Ma io non vado per via. Ecco. Allora, siamo tornati a essere i signori degli anelli dopo un po' di volte che abbiamo fallito. Ah, il sentiero didattico dell'acqua dove abbiamo parcheggiato. Infatti dobbiamo andare via per via. Ho perso 3 taglie di pantaloni oggi, non so perché. Sono morta. E vabbè, non siamo alla macchina, però manca, spero manchi poco e non c'è buio. Cioè siamo senza torcia frontale, cosa è successo? Oggi campioni. Beh, andiamo avanti un po', poi vi faccio vedere se c'è qualche incrocio. Ultimo pezzetto di forestale. Oh là! Allora, stamattina siamo andati per lì e adesso siamo tornati per di qua, quindi anello chiuso, vincitori. Tra poco c'è la macchina, quindi vi salutiamo. Il giro di oggi è stato impegnativo per aprire il percorso agli inizi. Abbiamo conosciuto i lupi della notte, Giusto? e un gruppo di Tiene ha detto, vero? Tiene? Benissimo, li salutiamo, speriamo guardino il video. E brutta giornata, però l'abbiamo portata a casa lo stesso, Esatto. perché spiovigginava la mattina, al pomeriggio mai piovuto, però sempre nebbia e il sole mai, Là c'è ancora nebbia. Allora. tutte nuvole, insomma. E ottimo giro ad anello. Allora, abbiamo fatto 12 km, 500 metri di dislivello in 7 ore e mezza, meno del solito, infatti c'è ancora chiaro. 7 ore e mezza da quando siamo scesi dall'auto, insomma, Pranzi compresi. pranzo compreso. E coraggiosi a fare il giro ad anello perché eravamo già stanchissimi da aprire il percorso per tutti prima, E anche stanchi un po' da ieri. stanchi che oggi è il secondo giorno, abbiamo fatto un'escursione anche ieri. Bene, alla prossima avventura, ciao!